Allora, eccoci qua, buonasera a tutti. Adesso qua fatemi controllare che tutto funzioni bene. Eventualmente scrivetemi qualcosa nella chat, così sono più tranquillo. Ecco qua, adesso dovrebbero arrivare a tutti quanti gli avvisi, le comunicazioni di inizio diretta. Quindi perdiamo qualche minuto, così vi do il tempo di collegarvi, di sintonizzarvi. Per favore scrivete in chat se è tutto a posto con la voce, il video. Penso di sì, però non si sa mai. La tecnologia ogni tanto fa degli scherzetti. Ok, vediamo un po' se a me mi arriva l'avviso. Sì, allora a me mi è arrivato l'avviso, quindi stanno arrivando a tutti quanti. Vi chiedo di condividere la diretta, quindi condividete nei vostri profili o nei gruppi questa serata, così c'è più gente che ci segue. Sarà molto molto interessante perché oggi abbiamo un argomento bellissimo per i sardi, questo è il massimo degli argomenti, oserei dire, con un ospite eccezionale. Adesso ve lo presento subito. Ecco qua, buonasera professor Ugas. Allora, aspetti. Ecco qua, aspetti che non si sentiva. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera. Buonasera anche a lei, grazie di essere qui. Allora, la gente sta iniziando a collegarsi. Fa caldo lì da lei? Perché qui a Olbia tantissimo, immagino anche da lei. È una temperatura sopportabile, siamo intorno a 30 gradi, quindi ancora non siamo alla calura estiva, quella intollerabile qualche volta. Si sta bene, possiamo dire che stiamo ancora bene. Sì. Allora, sì, beh, ad agosto forse... Ad agosto staremo peggio. Allora, io... Sì. Allora, io vi chiedo a tutti quanti di condividere la diretta, condividete nei vostri profili, nei vostri gruppi, se ne avete, nelle pagine, così siamo in tanti. Allora, mi state scrivendo, buonasera, tutto ok, grazie, buonasera a tutti, un saluto al professore, ok, fatemi cambiare pagina, eccoci qua. Allora, io vi faccio vedere la... Sì. Io vi faccio vedere la sigla, così dopo proseguiamo. Professore, se guardi anche lei la sigla che vedrà tanti suoi colleghi. Benissimo, eccoci qua, ritornati in diretta. Ha visto? Ci sono diversi suoi colleghi da tutta la Sardegna. Allora, vediamo un po'. Allora, ve lo ripeto, condividete la diretta nei vostri profili, nei gruppi, va bene? Adesso vi faccio vedere l'altro video, Open to Meraviglia Sardegna, che ripeto sempre, per chi ancora non l'avesse capito, che è un po' una presa per insomma, è una presa in giro per il famoso video ufficiale della Santanchè, quello per promuovere l'Italia, realizzato con video non italiani. Quindi promuovevano l'Italia facendo vedere i video di altri paesi. Questo è incredibile. E noi abbiamo fatto un video parodia, però utilizzando le nostre immagini sulla Sardegna.
guardatevelo, poi ci sono dei monumenti bellissimi. Eccoci qua, allora spero vi sia piaciuto. Professore, le è piaciuta? Sono tante immagini anche del centro, del sud. Carina, carina. Allora, come avete visto dalla locandina, oggi si parlerà di nuraghi dal principio, quindi partiremo un po' da lontano, quindi dalla genesi, dai proto-nuraghi, fino ad arrivare al momento in cui, diciamo, si cessa di costruire, fino, diciamo, all'età del ferro. Quindi faremo una lunga chiacchierata dove il professore risponderà alle vostre domande, quindi a differenza di altre volte dove ci sarà un lungo monologo, oggi avete la possibilità di fare delle domande e il professore risponderà subito. Quindi mentre parliamo potete già scrivere le domande e noi siamo qui, va bene? Quindi non c'è bisogno di aspettare il termine. Mano a mano che andiamo con gli argomenti, voi scrivete qua e io
girerò la domanda al professore. Poi vi ripeto, condividete la diretta nei vostri profili, nei gruppi, così siamo in tanti. Allora, professore, oggi ci aspetta un lungo viaggio per parlare dell'argomento principe in Sardegna per gli appassionati, i nuraghi. Sì, è un argomento che ovviamente tocca i monumenti più significativi della Sardegna preistorica e protostorica. Anche la Sardegna ha avuto anche straordinari monumenti come il Tempio di Monte d'Accordi o tante bellissime Domus de Jaras. E la Sardegna è per la preistoria la regione, tra le regioni certamente più significative del panorama, diciamo, mediterraneo e non solo. Occorrerà ovviamente evidenziare un dato importante, che è quello del ruolo che hanno svolto i nuraghi, e che è un ruolo straordinario nell'ambito della società nuragica, delle società dell'età del bronzo in Sardegna. Allora, io le faccio subito... Sì, mi dica. No, aspettavo la sua domanda. Ok. Allora, già concordiamo sulle datazioni. Possiamo dire che la civiltà nuragica si sviluppa tra il 1700 e il 510 circa. Concorda con questa datazione? Ma la datazione è un po' in evoluzione, se vogliamo, perché adesso abbiamo le datazioni a C14, adesso c'è anche la datazione dendrocalibrata, ci sono certamente diverse opinioni sulla data. Bisogna tenere presente quali sono i materiali all'interno dei nuraghi e anche le relazioni che corrono tra questi materiali che si trovano nei nuraghi e le altre culture mediterranee. E questi elementi ci inducono a indicare che la data di inizio dei nuraghi al momento è quella intorno al 1600 a.C. Per quanto attiene poi la data finale del 510, questa è una data che va bene con la conquista cartaginese di una gran parte della Sardegna, di una parte importante della Sardegna, ma poi il problema della civiltà nuragica, della civiltà resistenziale, anche dopo l'occupazione cartaginese e quella romana, porta ovviamente a dire che ci sono ancora delle fasi successive in cui il nuraghe non ha perso ancora la sua identità. Si fanno ancora in età romana fino almeno al secondo secolo d.C. Il modello di nuraghe è oggetto di culto, per esempio nel vano di Sumulino di Vilanova Franca. Quindi questo significa che il nuraghe ha avuto un riferimento importante anche dal punto di vista simbolico ancora in età punica, in età romana. Sì. Ovviamente, sì. ripeto, l'inizio è presente, per l'inizio è da tenere presente che i materiali che si trovano all'interno dei nuraghi appartengono al bronzo medio. E questo ci porta appunto a datarlo intorno al 1600 al momento. Non ci sono materiali del bronzo antico, neanche di quello finale della Facies di Santirosi di X Puzio, bensì ci sono dei materiali che troviamo anche nelle tombe di giganti che appartengono alla cultura di Saturricole cosiddette e quindi ci portano e ci indirizzano verso il 1600 a.C. Questo è al momento attuale della situazione. Benissimo. Allora, una curiosità che spesso si fanno i turisti, adesso io mi medesimo in loro, è un fatto, cioè che il nuraghe compare in ogni parte dell'isola. È una caratteristica questa unica nel Mediterraneo e nel mondo. Quindi abbiamo un'isola dove tutti andavano probabilmente di pari passo, no? Perché sia al sud, al centro, al nord, a est, a ovest è disseminato di torri. Quindi evidentemente tutti quanti marciavano più o meno con lo stesso sapere. Sì. Dunque,
c'è da considerare che appunto c'è un'identità architettonica unica, cioè e non solo riguarda la Sardegna, anche in parte la Corsica, perché anche la Corsica con le torri ha dei monumenti che in qualche modo si collegano a quelli sardi. Ma c'è una differenza però probabilmente dal punto di vista politico e quindi anche dal punto di vista etnico, perché c'erano 3 popolazioni, c'erano gli Olei, gli Olaoi per i greci e i Lienses per i romani, c'erano i Baleri, c'erano i Corsi, quindi c'erano delle differenze interne e probabilmente, almeno inizialmente, all'inizio, queste popolazioni si combattevano tra loro per cercare di difendere il territorio, per ampliarlo. Poi però c'è stata una situazione, diciamo, che ha portato ad un certo equilibrio interno tra queste popolazioni e probabilmente anche a dialogare tra di loro. Certamente commerciavano tra di loro, non c'era una differenza abissale, diciamo, tra una e l'altra popolazione. Anzi, c'era molta vicinanza sicuramente, perché gli stili architettonici sono pressoché analoghi dappertutto, ma non solo, anche i materiali, le ceramiche, con qualche piccola differenza, ma anche i bronzi e tutto il resto, cioè c'è un'unità culturale, se vogliamo, ecco, questo è indiscutibile, questa è una cosa importante. Però le fonti della letteratura ci dicono anche che c'erano certe differenze interne nella popolazione, non c'è dubbio. Sì. Allora, adesso iniziamo a entrare un po' più nello specifico e quindi andiamo all'inizio, alla genesi. Tra il 1007 e, diciamo, io adesso dico 1007, poi lei prima ha già detto sulle date, iniziano a comparire i protonuraghi, inizialmente con una camera a forma ellittica al piano terra. Lei ride per la data, lo so, la datazione, 1007-1006. Allora, iniziamo a parlare dei protonuraghi. Sono il primo passo verso quello che poi vedremo successivamente, i famosi nuraghi. Sì, i protonuraghi sono dei nuraghi, sono i nuraghi arcaici, i primi nuraghi. C'è una differenza sul piano costruttivo perché ci sono degli aspetti diversi che caratterizzano proprio i protonuraghi. In primo luogo è il fatto che sia le camere sono ellittiche e le coperture di queste camere hanno appunto la tolos, ma una tolos troncogivale, cioè una copertura che si differenzia rispetto a quella che vedremo nei nuraghi evoluti. I nuraghi arcaici o protonuraghi hanno un percorso essi stessi abbastanza interessante perché mutano. Abbiamo i protonuraghi più antichi come il Frusco di Paulilatino, il Tuseri Bortigari o Seneghe di Suni che mostrano un corridoio a piano terra. A piano terra non ci sono ancora vane, non ci sono ancora ambienti che si trovano invece al piano superiore che è raggiungibile mediante una scala. Nella sostanza già i nuraghi più antichi sono dei piccoli palazzi perché sono costruzioni almeno a 2 piani. E poi abbiamo delle variazioni, modifiche con dei protonuraghi che presentano il corridoio chiuso, anche come ad esempio Sumboe di Ghilarza, e poi troviamo le prime camere all'interno dei protonuraghi. Sono dei nuraghi, protonuraghi semplici, Fode di Molottana, l'organo di Ghilarza, che mostrano appunto la camera già al piano terra, una camera ellittica molto allungata che fa capire anche qual è il processo evolutivo nello sviluppo dei protonuraghi e poi successivamente, non molto dopo, vediamo i grandi protonuraghi che presentano un vero e proprio bastione con più ambienti a piano terra, come il Nurago su Mulino di Villanova Franca o il Biriola di Dualchi o i Narocci di Scivo di Arbus, che presentano
una forma complessa, quindi anche con una cinta esterna che ci dice sostanzialmente che già al tempo dei protonuraghi c'erano delle vere e proprie regge nuragiche, quindi c'erano già dei nuraghi molto sviluppati con una pianta molto articolata che prevedeva anche appunto la presenza di una cinta esterna che ovviamente protegge il bastione, la parte più interna. Sì. Allora, questo adesso stiamo guardando per esempio la planimetria su mulino. Su mulino di Villanova Franca mostra un corpo, un bastione trilobato con le camere appunto ellittiche e nella sua prima fase. E sempre nella sua prima fase c'è anche, non è facile distinguere, c'è anche un lungo corridoio che porta verso una torricella esterna. Purtroppo non è scavato tutto il nuraghe di Subulino, c'è solo una piccola parte che è scavata. E quindi della cinta antemurale più antica rimane ancora poco. C'è un lungo, bellissimo corridoio che appunto è lungo circa 13 metri, che porta appunto verso una torre esterna. In questa pianta che si vede possiamo osservare anche in rosso la cinta, una parte della cinta esterna del bronzo recente con le torri già circolari, non più ellittiche. E successivamente ci sono altri rifacimenti che cambiano ancora la struttura della cinta esterna, perché ci sono due corpi che si addossano al bastione e quindi formano una grande corte, io ho chiamato corte d'armi perché appunto c'è lo spazio per la riunione, per la messa insieme di tutto il contingente che difendeva l'edificio, che difendeva la fortezza. Sì. Allora, poi ecco, abbiamo questa molto interessante. Questi sono i protonuraghi, i primi protonuraghi a corridoio passante cosiddetto, che hanno due ingressi e vediamo lateralmente lungo questo corridoio delle nicchie e anche l'ingresso per la scala che portava al piano superiore. Sì. Allora, poi andiamo avanti. Ecco qua. Fuscos e così via. Sì. E qui vediamo invece una fase successiva con il madrantine di Tiesi, in cui vediamo il corridoio, che è un corridoio verde rettilino, piattabandato, la parte soprastante chiusa da una serie di architravi, e poi invece vediamo in basso a destra la camera che stava nel piano superiore, la camera ellittica, che poi doveva essere coperta con una appunto tolos troncogivale. Sì. Allora, vediamo un po'. Ok. Allora. Vediamo un po' se ci sono delle domande. Allora, vediamo un po'. Domanda. Qua stanno già, professore, qua stanno già andando avanti. Che faccio? Già le dico quelle un po' più... allora, Anna chiede, va bene. Allora, ok. Allora, Anna ci... quindi no. tutto quello che... No, allora, Anna ci chiede, domanda che tutti si fanno, a cosa servivano? Erano fortezze, abitazioni di capi, templi, e servivano solo per apparire come le torri delle città medievali? Beh, qua Anna, tu sei già andata avanti, qua siamo già... Un'anticipazione, sì, professore, poi dopo lo approfondiamo. Sì, vabbè, rispondiamo, non è un problema. Andiamo a ruota libera. Dunque, è una domanda che spesso fanno le persone che non sanno, che non conoscono il nuraghe, ed è normale. Sì. Occorre dire che già Tarantelli, Liliu e gli altri archeologi che hanno scavato i nuraghi li conoscono, hanno sempre sostenuto che i nuraghi sono delle costruzioni fortificate, sono delle fortezze. Oggi possiamo dire chiaramente che sono torri
e castelli. È sorprendente il loro numero, che dipende ovviamente dall'assetto sociale delle comunità di allora e del modo in cui si organizzavano, in cui appunto i nuraghi avevano un ruolo fondamentale nella comunità. Non sono semplici capanne, perché sono dei piccoli palazzi, qualche volta sono dei grandi palazzi, e quindi hanno un ruolo diverso dalle capanne, che sono delle semplici case. Generalmente nel bronzo recente, nel bronzo medio, hanno un solo vano, sono delle dimore modeste, possiamo dire. Invece i nuraghi sono torri e castelli, cioè sono degli edifici che hanno un doppio ruolo: da un lato il controllo del territorio a immagini, come le torri medievali e di età romana e così via, e invece come i castra romana. Poi dobbiamo tenere presente che invece la costruzione più grande, complessa, che è il castello, che si mostra in tante forme, che denunciano l'esistenza di una gerarchia interna. Ci sono dei castelli piccoli, ci sono dei castelli più grandi, cioè con i bastioni, con più torri, con 3, 4, 5 torri, e poi ci sono soprattutto quei castelli che presentano anche la cinta esterna. Cinta esterna che è un ulteriore elemento a protezione del bastione, che evidenzia proprio il ruolo che avevano questi castelli, che era quello appunto della costruzione di difesa. I castelli non sono altro che residenze fortificate di capi che ovviamente debbono difendere il loro potere, la loro forza, e quindi abitano, vivono in una casa fortificata, in una residenza fortificata, che è un vero e proprio palazzo. Non è il palazzo grandioso delle società del vicino Oriente, di Cene, Tirinto, delle città e dei regni dell'Egeo, però hanno una loro forza che è data innanzitutto dal fatto che sono edifici possenti. Hanno le feritoie sono le postazioni degli arcieri. Postazioni degli arcieri sono a barumini, solo contando un po' grosso modo le feritoie dei piani inferiori, delle camere in piani inferiori, sono circa 220. Vuol dire che c'erano probabilmente 350 e più soldati che difendevano la fortezza in caso di attacco, e potevano essere ancora di più. E che siano le feritoie, sono postazioni per arcieri, lo indica la loro posizione nelle torri, nelle cortine, e soprattutto appunto nelle cortine non si spiegherebbero le feritoie solo per dare luce e aria all'ambiente, ma hanno solo una funzione difensiva, perché nelle cortine, cioè c'è da una parte e dall'altra, c'è l'aria, c'è la luce. Non avrebbe senso mettere delle feritoie in un muro che collega torre con torre. Evidentemente c'è una ragione difensiva, senza contare poi gli altari, le mensole, i terrazzi sovrastanti delle torri e le cortine, che evidenziano proprio questo ruolo di difesa. Diciamo i palazzi, i castelli, voglio dire, le costruzioni fortificate che troviamo nel vicino Oriente e altrove, ci sono le torri e presentano situazioni analoghe. Certamente hanno dei moduli costruttivi diversi, hanno una pianta quadrangolare, non c'è appunto la tholos, che è una caratteristica delle torri sarde, delle torri quindi delle nuragiche, che rappresentano anche un elemento straordinario della capacità degli architetti nuragici, appunto degli architetti sardi, e non a caso appunto Diodoro Sicola faceva venire in Sardegna Deda, il massimo artefice dell'architettura dell'antichità.
il che significa appunto che c'è una consapevolezza della grandiosità dell'architettura sarda. Qua subito prende la palla per al quanto balzo attiene in Fabio. particolare le peritoie, Sì. lo dice. Sì. Sì, no, concluda, prego. No, stavo dicendo semplicemente, molti sostengono che le feritoie non potevano essere usate perché in qualche caso si restringono, e quindi è vero questo, in qualche caso non potevano essere usate perché ci sono anche addirittura casi in cui sono occluse, ma in questo caso non potevano neanche funzionare per far arrivare la luce, l'aria, eccetera, no? Evidentemente queste feritoie sono legate a cedimenti delle strutture che non consentono più appunto la funzionalità originaria delle stesse feritoie. Sì. Allora, stavo dicendo, Fabio prende subito la palla al balzo, allora chiede, ma quindi c'era una Sardegna perennemente in guerra? Dunque, certamente le torri e i castelli servono per difendere il territorio, questo non c'è dubbio. È tutto legato alla struttura sociale, economica. E noi dobbiamo partire dal fatto appunto che il nuraghe viene costruito progressivamente come elemento di difesa del territorio. C'è una struttura verticistica con dei capi tribali e poi dei capi inferiori. I capi tribali, a giudicare un po' dalla situazione anche gerarchica dell'architettura, stavano nei nuraghi con la cinta esterna, mentre invece gli altri capi minori stavano in altri castelli, appunto senza la difesa della cinta esterna. C'era quindi una situazione di conflittualità. Certo, è possibile che ci potesse essere anche una situazione di conflittualità. Indiscutibilmente le costruzioni fortificate nascono perché ci sono problemi, esigenze di difesa. Però si raggiunge poi un certo equilibrio. Una cosa che è chiara, che c'è un rapporto di subalternità tra il nuraghe e il villaggio. Il villaggio è indifeso, non ha cinta esterna, quindi c'è un dominio da parte di una parte della popolazione su di un'altra. Questo è evidente. È evidente appunto sulla base di quello che è la struttura, l'assetto territoriale con tantissime centinaia di nuraghi, centinaia appunto di castelli, piccoli castelli e torri che difendono un certo territorio. Diodoro Siculo faceva riferimento, scusate questo riaggancio alla letteratura classica, non può essere dimenticato. Non si può far finta che non esista, si deve discutere e valutare. E noi possiamo dire questo, che quando Diodoro Siculo parla appunto della presenza di re Tespiadi, significa la presenza di capi di un territorio. Quindi la società nuragica era divisa in distretti, appunto i capi che poi sono stati chiamati tribali, pensando proprio a una struttura tribale della popolazione nuragica. È evidente che c'è un ruolo importante da parte appunto di questi capi, che hanno quindi un ruolo egemonico nei confronti di una certa popolazione del territorio. Diodoro Siculo parlava di una quarantina di re Tespiadi che provenivano dalla Beozia, provenivano da Tespi, da Tebe, eccetera, pensando ad un'origine greca degli Eulei, che sicuramente non è, perché c'è uno sviluppo continuo, progressivo della cultura sarda e anche dell'architettura, però è importante sottolineare il fatto che ci sono dei legami, forti legami, inizialmente con l'Occidente per quanto attiene all'architettura, basti pensare anche all'architettura delle Baleari,
Ma c'è poi un legame fortissimo con l'architettura dell'est, in particolare con quella greca continentale e cretese, insomma l'architettura del Peloponneso e l'architettura minoica cretese. Sì. Allora, adesso andiamo avanti e concludiamo la questione protonuraghi con l'ultima immagine, che è questa. Allora, ecco qua, questa è l'ultima immagine sui protonuraghi, dove si vedono le planimetrie. Sì, qui abbiamo dei protonuraghi, riconosciamo il FOD di Volottano, Orgono di Ghilarza, ci sono vari nuraghi che presentano proprio queste camere a piano terra. Quindi sono i nuraghi, se vogliamo, più semplici con la camera a piano terra, che è una pianta ellittica, ancora in qualche caso addirittura grosso modo rettangolare, arrotondata al vertice, e che denunciano proprio una derivazione da modelli di case in cui la planimetria era grosso modo rettangolare o tendente all'ellittica o all'ovale. Sì. Allora, ritorniamo qui. Siamo tornati Eccoci indietro, qua. non importa. Sì, sì, perché la domanda che ha fatto prima era già avanti, quindi siamo ritornati sull'argomento, così l'abbiamo... Sì. Allora, adesso entriamo nel bronzo medio, siamo intorno al 1600, e i nuraghi sono realizzati con camere ellittiche e copertura a falsa cupola. Ne abbiamo degli esempi anche fuori dalla Sardegna, per esempio in Corsica e nelle Baleari, come lei prima stava accennando. Cosa ci può dire su questi esempi di Corsica e Baleari? Sì, c'è una relazione importante all'inizio che evidenzia proprio come siano nate queste strutture in una situazione in cui la Corsica, la Sardegna e le Baleari erano strettamente vicine tra loro. Questo riguarda sia i talaiot che le navetas, per esempio per le Baleari, e anche per quanto riguarda la Corsica. Poi vediamo la presenza dell'edificio chiamato Torra, che è nella sostanza un nuraghe. Cioè, le prime forme di queste costruzioni fortificate in Corsica e anche nelle Baleari sono molto simili a quelle dei protonuraghi sardi. Occorre dire però che è una sorta di tirrenia, cioè è una sorta di mondo delle isole, delle torri, delle isole, perché né nella Francia del Midi, né nella stessa Spagna, nella penisola iberica o nell'Italia settentrionale troviamo situazioni così evidentemente simili a quelle sarde, sono un po' diverse. Quindi quello che è nato qui in Sardegna e in Corsica e nelle Baleari è, diciamo, il risultato di una componente proprio isolana, se vogliamo, cioè è un elemento che nasce qui nelle nostre isole, e c'è parte in conoscenze che derivano da esperienze anche maturate nel Neolitico, ma poi superate e legate ad uno sviluppo interno. Soprattutto questo sviluppo avviene in Sardegna. In Sardegna la civiltà nuragica si evolve in modo così straordinario, monumentale, come non avviene in Corsica e nelle Baleari, perché la Sardegna ha un rapporto notevolissimo anche con l'est mediterraneo, e quindi maturano appunto tutta la civiltà nuragica e in particolare l'architettura. Sì. Allora,
adesso iniziamo a far vedere qualche esempio. Andiamo a vedere. No. Come? Non ho sentito. Mi sente? Sì? Allora, adesso iniziamo a vedere qualche immagine del Santo Antine, così vediamo alcune caratteristiche di come sono i nuraghi. Allora, ecco qua. Ecco qua, allora qua siamo nel Santo Antine che diciamo è il più completo, quello, forse qui siamo, anzi probabilmente siamo all'apice di questa architettura nuragica, siamo al top e qua siamo nel cortile. Allora, sì, eccoci qua. Si vede anche uno dei 3 pozzi. Prego, professore. Sì, io non ho più le immagini, comunque se è quella di prima, Non ha le immagini? siamo nel cortile del nuraghe allora, straordinario. Sì, adesso sì, ce l'ho. Adesso sì? Ah, ok, perfetto. È il cortile del nuraghe di Sant'Antine, straordinario, è un trilobato, cioè con 3 torri ai margini attorno a quello che era il mastio, la torre centrale, il torrione centrale, che aveva 3 piani raccordati da una scala elicoidale di straordinario fascino. E le torri del trilobato erano collegate tra loro da lunghi corridoi, cioè che partono dall'evoluzione proprio dei protonuraghe, li ritroviamo poi anche nel protonuraghe di Sumulino di Villanova e quindi rappresentano l'apice, la fine proprio di un processo evolutivo e quindi il nuraghe Santo Antine rappresenta una delle ultime fasi certamente di sviluppo dell'architettura nuragica, in cui l'architetto si è sbizzarrito nel creare nuove formule straordinarie come quella dei corridoi che sono su 2 piani uno sopra l'altro e veramente ci dà la sensazione di questa grandiosità dell'architettura. I corridoi hanno un taglio ogivale, ricordano quelli dei corridoi di Tirinto, di Attujas, di poche altre fortificazioni mediterranee e quindi è un'architettura veramente imponente, ma soprattutto armoniosa e che dà il senso proprio delle capacità degli architetti sardi in questo periodo. Certamente va attribuita questa costruzione alla seconda metà del XIII secolo, anche se ci sono delle fasi più antiche, probabilmente, anzi io la penso così, un po' diversamente anche da qualche collega, ci sono delle radici sotto di un protonuraghe che non è stato considerato e sicuramente con uno scavo, anche ampliando lo scavo, si vedrà appunto che ci sono delle fasi precedenti risalenti al bronzo medio, perché ci sono trovate anche delle ceramiche tipiche del bronzo medio, ma questa è una architettura evoluta di un passo proprio avanzato del bronzo recente e non può essere certamente delle prime fasi del bronzo medio o in ogni caso del bronzo medio. Sì. Allora, qui dall'alto si vede sì, diversi particolari, tra cui anche il cortile, la torre centrale. Sì, il mastio, quindi il torrione centrale, l'ultimo piano, proprio con l'inizio del terzo piano della torre. È un torrione veramente imponente, solido, fortissimo, si vede dalla costruzione, straordinario.
Sì, vediamo qualche, ecco, anche da qui si può apprezzare monumento magnifico. L'armonia è proprio anche questo profilo concavo convesso tra le cortine e le torri che dà questo senso proprio di sinuosità e di armonia proprio nella costruzione. È certamente un edificio elegantissimo, oltre che possente. Sì, ecco, da qui invece si vede proprio la forma. Sì, qui si vede anche l'ingresso del cortile con l'ingrossamento nella zona dove ci sono le garite di guardia all'ingresso che sorvegliano ovviamente l'ingresso. E vediamo il pozzo anche dall'alto e i corridoi laterali, il secondo piano dei corridoi che collegano appunto le tre torri. Tra Sì. una torre e l'altra, quindi sono le cortine collegate appunto tramite questi corridoi. Allora, vediamo un po'. Questo vediamo dopo. Allora, questa è una parte della scalinata per far capire a chi magari non l'ha mai visto quanto erano Vediamo i avanzati. gradini, questa scala elicoidale che è una scala dedalica questa, cioè nel senso che era un artista straordinario che ha inventato, che non troviamo tante scale così intramurarie in edifici fuori dalla Sardegna che collegano vari piani, così non le troviamo. È una situazione così come non troviamo le coperture a tolos, i toloi una sopra l'altro, tre piani, non le troviamo neanche in età moderna. Esistono solo in età nuragica, tre cupole una sopra l'altra. Sì, allora qua mi ha anticipato. E qua vediamo un particolare della cupola del Santo Antine. Questa è una... Sì. Esattamente, la cosiddetta falsa cupola. In effetti è una cupola diversa, io non la definirei falsa cupola. Falsa cupola non significa niente. Non dice che cos'è. Non è una cupola vera, ma che cos'è non lo dice. In effetti è una cupola diversa, non ha la chiave di volta, ma è una cupola costruita diversamente, straordinariamente costruita con le pietre, con gli anelli che man mano si restringono verso l'alto e che caricano lateralmente con una modalità straordinaria proprio per lo scarico dei pesi lateralmente, dove la massa muraria tiene tutto il peso di questa costruzione che arriva anche a 20-25 metri d'altezza. Sì, davvero straordinario. Andate a vederlo se non l'avete mai visto, perché è un monumento che rappresenta il... Sì. Sì, no, stavo dicendo appunto che ci sono delle bellissime torri, per esempio delle camere di piano terra coperte con la tolos, basti pensare a Isili, ai Sparas, oppure alla bellissima tolos del piano terra del nuraghe Rubio di Oroli e così via. Ce ne sono diversi nuraghi che hanno delle cupole meravigliose, delle toloi straordinarie. Qui vediamo l'interno con le feritoie e anche l'ordine, vedete, noi vediamo un solo ordine di feritoie. Il solo ordine di feritoie lo troviamo anche nelle torri laterali di Barumini nella seconda fase, nella fase del rifascio, quindi una fase già tarda. Mentre invece a Barumini e in altri siti gli ordini delle feritoie sono due, uno sopra l'altro, su due livelli. E questo è anche un dato di arcaismo nell'ambito del bronzo recente. Sì, allora torniamo noi, così vediamo un po' se nel frattempo qualcuno ha qualche curiosità. Allora, ecco qua Mario subito fa una domanda, però lasciamola per dopo, se no anticipiamo troppe cose. Allora, come abbiamo visto, poi l'evoluzione dei nuraghi prosegue realizzando torri raccordate con le cortine muriarie.
Una curiosità è, quindi, allora, abbiamo visto che gli architetti sono eccezionali. Viene da capire, anzi, viene da pensare che erano generazioni di maestri che imparavano e sperimentavano. Lei pensa, questa è una curiosità, che fosse un mestiere passato di padre in figlio, o magari che ci fossero, che so, anche magari delle piccole scuole per poche persone? Cosa ne pensa? Questo è un discorso a cui è difficile rispondere, perché è chiaro che l'esperienza costruttiva dei nuraghi implica una conoscenza che viene tramandata di padre in figlio, dove i nuovi cercano di apportare appunto delle novità ugualmente, superare le acquisizioni precedenti e quindi innovare e portare un contributo nuovo. Questo si vede proprio palesemente nel valutare, nell'esaminare le varie architetture dei nuraghi. Quindi certamente c'è una scuola interna che passa di generazione in generazione. Probabilmente passa anche di padre in figlio, ma ovviamente è probabile che questo avvenisse. Indubbiamente ci sono dei maestri, sono numerosi maestri, perché vediamo che ci sono piccole differenze anche da un'area all'altra, e questo comporta appunto il fatto che ci siano diversi maestri che costruivano i nuraghi, però dimostrano tutti una grande capacità nel lavorare la pietra e per 20 chilometri di distanza. Le pietre per il nuraga di Barumini, quelle in basalto, le prendevano dalla Giara, ma ci sono poi altre pietre in calcare, perché per esempio le parti alte erano in calcare in alcune torri, in alcune cortine del primo impianto, e questo significa appunto che dovevano avere una certa esperienza nella lavorazione delle pietre. I spiccapedreri nuragici erano veramente bravi scultori quasi, no? La pietra la trattavano, sapevano trattare, partendo appunto dai modelli precedenti, da quello in cui le pietre erano poligonali, ma poi continua a utilizzarle anche nell'età del bronzo recente, le pietre poligonali, la struttura con cisodomi. C'è un'evoluzione interna palese, straordinaria, che è legata però anche alla presenza di molti architetti, non di un solo architetto, sicuramente. Questo almeno a giudicare da quelle che sono anche le differenze che intercorrono tra un nuraga e l'altro. Sì, allora la complessità costruttiva dei nuraghi sembra effettivamente non avere limiti. Sembra una sfida, io direi, contro se stessi per superare le conoscenze acquisite fino a quel momento, arrivando a sovrapporre poi, come ha detto lei prima, addirittura 3 cupole una sopra l'altra, che è qualcosa di straordinario, mai visto prima. Quindi vi invito anche a vedere il Santo Antini di Torralba, perché possiamo dire che è la sintesi delle conoscenze dei maestri della pietra. Possiamo dire così. Abbiamo tanti nuraghi straordinari, no? C'è il nuraghe di Barumeni, su Nuragi, il nuraghe di Orroli e tanti altri nuraghi. Sant'Antine presenta, diciamo, l'ultimo momento evolutivo, a mio avviso, in cui effettivamente l'artista raggiunge una certa perfezione quasi formale che non troviamo in altri nuraghi, ma già il nuraghe di Barumeni, nella sua prima fase, non nell'ultima del rifascio, dove viene ad essere evidenziata più la potenza della costruzione, no? La monumentalità. Invece nella fase precedente, prima del rifascio, è di un'armonia straordinaria anche quella, poi soprattutto si vedono le differenze di colore anche
nella sovrapposizione delle parti murarie, perché abbiamo parti murarie in basalto di un colore bruno o poi tendente a nerastro, ma troviamo poi delle parti più alte che erano in calcare bianco, con concisodomi, quindi era una costruzione bellissima. Hanno anticipato sostanzialmente il romanico questi architetti nuragici. Hanno anticipato l'architettura gotica con i tagli ogivali, questi che si elevano verso l'alto appunto e chiudono ogiva le volte, e hanno anticipato l'architettura romanica. Quindi non è niente questo, non è poco. Non è poco, no. Allora, prima di proseguire con le altre immagini, così andiamo a vedere le feritoie, i mensoloni, le faccio subito un'altra domanda che penso si chiedono in tanti. La complessità costruttiva è enorme. C'è il paramento interno, uno esterno, i filari che si restringono. Che ha fatto costruire i nuraghi? Cioè, c'è un committente? I committenti sono i capi, cioè sono coloro che risiedono nei nuraghi. Questi sono i committenti per forza di cose. Perché anche adesso chi è che fa costruire un edificio? È quello che lo abiterà o che lo utilizzerà in ogni caso. Quindi è chiaro che c'è un committente, sono sempre dei committenti per le costruzioni. E quindi anche per nuraghi i committenti erano i capi del tribù, che quelli erano i nuraghi più grandi, i nuraghi che hanno un loro disegno, hanno una cinta esterna di formato geometrico, con le torri disposte proprio a formare un disegno geometrico, disposti quasi a stella, e c'è quindi un disegno organico nella struttura del nuraghe. La torre centrale è a 3 piani, perché deve già gestire quello che sarà il controllo di tutto il nuraghe, anche il bastione che avrà 2 piani e la cinta esterna che avrà un solo piano. È chiaro che c'è un progetto, c'è un architetto che delinea e definisce quale sarà l'assetto del nuraghe, dandogli la forma che è già prevista. Quindi certamente il nuraghe quindi è opera di un architetto, ed è fatto ovviamente per una committenza che noi dobbiamo riconoscere nei capi maggiori e capi minori, quelli che ovviamente abitavano nei castelletti più piccoli. Questo è evidente, cioè è una società quasi di tipo feudale, possiamo raccordarla così. Ovviamente prima ho parlato di architettura che anticipa il romanico. Ovviamente non c'è una successione col romanico, è chiaro, no? Lo dicevo solo per l'uso delle pietre colorate, le alternate in questo senso. Non vorrei che qualcuno fraintendesse, che fosse molto suscettibile nell'uso dei termini romanico e gotico, ma la realtà è che c'è una precedenza. L'architetto nuragico ha preceduto i costelli con le torri circolari e così via, perché prima non si usavano. Ci sono stati dei castelli, delle fortificazioni già neolitiche, ma con torri piene, diverse dalle tipologie poi delle torri nuragiche con le volte, insomma, per intenderci. Sì. Allora, adesso andiamo a vedere Zomulino, quindi andiamo a vedere qualche immagine, così può spiegare, può spiegare alcuni concetti. Ecco qua, si vede l'immagine? Sì, si vede, sì. Noi vediamo qui le feritoie della torre F, una torre centrale, una torre recente, quindi del bronzo recente finale, proprio della parte finale, e vediamo una fila di feritoie, non due, che evidenziano qual è soprattutto il ruolo della difesa qui, e sono delle feritoie. Qui c'è
però poi una delle feritorie che è stata allargata e trasformata in finestra, ma in età tarda, in età addirittura di età vandalica e bizantina, ma le feritoie, quelle finestrelle rettangolari per intenderci, non quella quadrata, che evidenziano appunto già allora qual era il sistema di difesa, appunto le feritoie con le postazioni degli arcieri che erano legate alla presenza anche di soppalchi in qualche caso, che se erano necessarie. In questo caso erano 13 le feritoie nella torre F di Sumulino, una delle torri laterali. Sì. Allora andiamo a vedere, ecco qua si vede più da vicino. Sì. Allora, ecco un'altra immagine sempre di Sumulino. Sì, questo è l'andito, il taglio ogivale, che con la scala però realizzata in età più tarda, in età il primo ferro. Sì. Allora. E poi abbiamo l'altare. Poi frequentate in età punica, in età romana. Allora, professore, può ripetere? Non si è sentito. Invece, sì, il vano è con l'altare, sì, ogni tanto viene a mancare l'immagine anche. Ricevo che ci troviamo nel vano sempre del nuraghe Sumulino, del proto-nuraghe Sumulino. Questo è un vano ellittico che non ci vede bene, ma l'altare è del IX-VIII secolo a.C., siamo quindi nel primo ferro, quando il nuraghe è stato ristrutturato come luogo sacro, e quindi troviamo l'altare con la crescente lunare, l'altare a forma di nuraghe con lo spartito delle mensole e poi il terrazzo che è sovrastato in questo caso da un muricciolo di età romana, che documenta il culto che è persistito ancora fino all'età romana, fino al secondo secolo d.C. Va osservato appunto che è importante lo scavo di Sumulino, proprio perché ha consentito di capire, di vedere l'evoluzione dal proto-nuraghe fino all'età tarda, fino all'età punica romana, e soprattutto anche ha documentato il fatto che ancora in età punica e romana il nuraghe, il modello di nuraghe, il nuraghe altare, eccetera, era oggetto di culto ancora fino ad allora. Quindi il nuraghe era un emblema fortissimo presso le popolazioni sarde fino almeno al secondo secolo d.C. Sì. Qua un'altra immagine straordinaria. Ecco, vediamo la camera che progressivamente sale verso l'alto per chiudersi, poi manca la copertura con le piattabande qui. Sì. Allora, qua un'altra immagine dall'esterno. Ecco, anche qua si vede benissimo le feritoie. Sì. Allora, questo lo vediamo dopo. Vediamo un po' se c'è qualche domanda. Questa è la terminazione terrazzi con le mensole. Sì. Allora, altare uno molto simile a Sumonte e Sorradile. Antonio dice altare molto simile a Sumonte e Sorradile. Sì, è vero. È vero che sono molto simili, perché nella parte sommitale della torre c'è una conca
attraverso la quale poi il liquido, il sangue, scendeva con un canaletto verso la vasca. Vasca che sul mulino non ha apertura per l'uscita, quindi non è una vasca per contenere l'acqua. Ed è importante rilevare che questo tipo, modello di altare, segue quello del modello di nuraghe di Canevadoso o Monteprama, con la figura in rilievo in cui c'è un canaletto che scende proprio, perfora la pietra e scende giù portando il sangue dalla conca verso l'esterno, ma non c'è la vasca. In questo caso invece abbiamo sia in questo modello di nuraghe altare di Sumulino che in quello di Sumonte di Sorradile abbiamo invece anche la vasca, che richiama anche per la struttura quella la torre con la conca superiore, e poi invece in questo caso non scorreva il sangue ma scorreva il mosto verso la vasca, perché era un torchio, e infatti abbiamo trovato poi i resti appunto legati all'uso del torchio e non all'uso di un altare, dove non ci sono offerte tipiche, insomma, di un luogo sacro. Allora, adesso vediamo le ultime immagini che lei ci spiega, che riguardano la parte alta terminale delle torri. Quindi andiamo a vedere alcune immagini e poi le farò tutte le domande con calma, così concludiamo. Allora, andiamo a vedere. Ecco qua. Allora, questa è quello che lei diceva prima, le pietre che hanno due colori diversi, quello che diceva lei prima. Adesso qua vi faccio vedere l'immagine, eccola qua. In particolare un dettaglio della nuraghe di una torre, della torre C cosiddetta, del nuraghe di Barumini, su Nurage, nel quadrilobato e troviamo in primo piano il rifascio, in secondo piano invece troviamo i conci poligonali in basalto nella parte inferiore e i conci squadrati, lavorati proprio, tagliati perfettamente, isodomi, della parte più alta, in corrispondenza dei sili. Sopra c'era un'altra camera, c'era la seconda camera, e le torri, ma anche le cortine intermedie. E quindi a Barumini c'era una torre chiara, per intenderci, con conci chiari, e un'altra con conci ben tagliati in tracchite nera scura, che si alternavano appunto tra una torre e una cortina e l'altra. Scusa, sì. Ho detto lava basaltica, ovviamente, non vorrei che qualcuno si offendesse. Lava basaltica polosa di origine vulcanica, sì. Allora, adesso andiamo a un'altra immagine. Ecco qua, adesso qua siamo sui mensoloni, la parte terminale dei nuraghi. Una delle caratteristiche delle torri nuragiche è che erano coronate, proprio avevano un coronamento di mensole a giro. Questo sia le torri ma anche le cortine intermedie, i tratti murari interposti tra torre e torre, che davano eleganza all'edificio, a tutta la fortezza, e queste mensole poi erano sormontate dal parapetto, quindi dalla fiancata del parapetto della parte superiore, che era piuttosto alta, a giudicare dai modelli di nuraghe. Qui noi vediamo nel nuraghe al Bucciu di Arzachena le mensole. Sono tra le mensole più antiche, certamente, anche se bisogna tenere presente che queste sono state un po' ritoccate ovviamente dal tempo, dalle persone e così via, quindi non hanno una forma ben regolare, però effettivamente si vede già la sporgenza
delle torri e quindi anche la presenza di quella che doveva essere poi sottostante al parapetto appunto del terrazzo. Questa è l'osa. Nell'osa appunto di Abbasanta troviamo 2 mensole e queste sono già un po' più evolute, ma anche queste sono un po' state toccate, ecco, quindi non sono complete. Almeno una sembrerebbe quasi completa, le altre no, l'altra no. Queste troviamo mensole invece a terra, trovate ovviamente nei crolli e recuperate. A Barumeni ce ne sono molte, anche questi mensoloni molto più grandi del rifaccio, quelli appunto in lava basaltica nera, straordinari. E c'è questa bellissima immagine. A Barumeni con le mensole, cioè sono 2, sono spezzate, l'altra un po' meno, solo la terza è intera e completa, e ci fa vedere però anche una cosa straordinaria, che è l'inizio del parapetto con le lastrine in marna calcarea legata con argilla, con l'impasto d'argilla, con la malta d'argilla, e poggiano le mensole invece su un apparato a conciso in lava basaltica. Queste immagini ci fanno capire l'eleganza e della costruzione di Sulurace di Barumeni, che doveva essere bellissima quando è stata costruita. Purtroppo poi il rifaccio, per ragioni di difesa, ha completamente chiuso le feritoie, l'ingresso al piano terra è stato portato ad un'altezza di 7 metri per dire qual era il momento di pericolo che allora c'era per il nuraghe di Barumeni, rifacendo appunto il nuraghe, rifacendo il paramento esterno con appunto una massa muraria di 3 metri, ulteriori 3 metri che hanno rinforzato la struttura muraria. Allora, andiamo a vedere già nei dettagli. Per esempio qua si può vedere una parte importante. Sì, questo modello è straordinario, questo modello, non solo perché c'è questa figurina, è uno dei pochi che hanno delle figure, i modelli di nuraghe, questi altari. Questo è l'altare di cui parlavo prima. All'interno, partendo dalla conca, da sopra, proprio dove c'è sopra il cornicione, c'è una conca dietro il cornicione, c'è una conca e lì c'è un foro per l'uscita del sangue dall'interno, attraverso proprio tutto, attraversava sostanzialmente tutto il modello e andava all'esterno fuori, non verso la parte interna ma verso l'esterno. Evidentemente c'era poi un contenitore dove veniva raccolto il liquido, in questo caso il sangue. E vediamo le torri laterali e vediamo però una cosa importante che si osserva anche in altri nuraghi, in altri modelli di nuraghi di Monteprama, vale a dire il parapetto, vale a dire la fiancata del parapetto che mostra le finestrelle su 2 piani a livelli sfalsati e alternate. Verosimilmente sono le feritoie per gli arcieri che si trovavano nella cortina muraria, nei terrazzi delle cortine murarie, che dovevano essere molto alte, tanto alte appunto da essere oltre 3 volte e mezza l'altezza delle mensole a vista. Quindi erano decisamente alti questi terrazzi e sono straordinari. Ovviamente purtroppo non abbiamo degli esempi diretti, però anche qui nel modello di Barumeni la stessa cosa. L'altezza della fiancata del parapetto è decisamente
superiore, molto di molto superiore è quella delle mensole. Iniziava dalla base, ovviamente, del terrazzo della torre, e quindi doveva essere alta anche quella intorno ai 4 metri almeno. Noi oggi ne vediamo solo la parte che sporge rispetto ovviamente al terrazzo, rispetto alla fiancata del terrazzo. Poi abbiamo questo bellissimo modellino. Sì, il modellino di Olmedo, il modellino in bronzo di altare, che ci fa capire appunto come erano costruiti i nuraghi, quindi con le torri, 4 torri, qui questo è un quadrilobato chiaramente, 4 torri laterali, mentre l'altro precedente, quello di Monteprama, di Canevadoso Monteprama, era di un trilobato. In questo caso invece è un quadrilobato dove vediamo le torri che emergono le torri laterali, che sono più alte decisamente rispetto alle cortine intermedie, che ugualmente sono terrazzate perché presentano appunto il coronamento di mensole, e la torre centrale, il mastio, che era in questo caso decisamente più elevata, forse anche troppo. C'è un squilibrio probabilmente per sottolineare anche l'importanza della torre centrale rispetto alle torri laterali. Sì. Allora, visto che sono qua, vediamo un po'. C'era un'altra immagine molto interessante. Ecco qua. Allora, adesso le faccio una domanda. Ma i nuraghi erano davvero costruzioni a secco? Su questo devo dire che c'è tutta una tradizione che parla di nuraghi come costruzioni di muri a secco. In effetti non è così, perché in Sardegna ci sono le costruzioni di muri a secco, c'è tutta la tradizione dei muri delle chiudende e così via, ma queste non sono muri a secco, non possono essere, sono muri portanti e non possono essere esposti alle intemperie, all'acqua e così via, con una struttura fragile come quella che è la muratura a secco. Generalmente i muri a secco sono quelli che fanno parte di recinti esterni che non hanno una funzione importante. Invece nel caso di Barumini, nel caso di tutti i nuraghi, noi vediamo che c'è la necessità proprio di una struttura che sia solidale al massimo, anche perché c'è un paramento esterno con dei grossi massi, un paramento interno, e c'è in mezzo un'amalgama di pietre più piccole. E che cosa c'era lì insieme che teneva i 2 paramenti e questa parte intermedia con pietre più piccole? Necessariamente deve essere la malta di fango o malta di argilla, e noi la vediamo nella prima immagine. Vediamo il paramento interno, questo se poi possiamo passare di nuovo, ecco, vediamo nella prima immagine un paramento esterno in cui si vedono proprio le pietre piccole e insieme un'amalgama di argilla e di pietrame ancora molto più piccolo, che è solidissimo, cioè c'è una sostanza collante che è stata usata. Io non so che tipo di cosa sarebbe opportuno fare delle analisi, perché io ci ho tentato, bisognerà farne altre di analisi, perché è fondamentale per capire veramente come è costruito il nuraghe. E c'è quindi una situazione che porta appunto a capire, a vedere che questo non è una struttura senza malta, senza la malta d'argilla, ma è una struttura appunto che utilizza necessariamente la malta d'argilla. Andiamo avanti e vediamo l'altra immagine e vediamo proprio, questo è il paramento esterno, vediamo invece questa all'interno di questa parte intermedia tra i 2 paramenti di massi, dove le pietre più piccole sono ugualmente legate con la malta d'argilla. C'è un impasto quindi che tiene saldamente unite le varie parti del nuraghe, sia il paramento esterno che il paramento interno.
Allora, adesso faccio vedere le ultime immagini, così poi facciamo solo le domande e concludiamo con con 2 immagini. Ecco qua. Qua siamo a Tirinto. Sì, questo è il corridoio di Tirinto di taglio ogivale. Vediamo il taglio ogivale anche in altre strutture fortificate, ne ritroviamo anche per esempio a Micene, dove c'è la fonte Perseia, col corridoio lo stesso taglio ogivale, e richiama necessariamente poi altre strutture, anche Micene, basta pensare alle tombe a Tolos, all'edificio appunto di Tirinto, Micene, con dei dettolui che sono simili a quelli sardi di aspetto, straordinariamente simili, solo che non hanno che sono dei toloi, sono delle camere che sono contenute all'interno della terra, quindi hanno la spinta laterale, cose che invece non hanno ovviamente le camere dei nuraghi sardi, che invece evidentemente devono sopportare il peso, quindi col carico dei muri adeguato appunto a questi pesi che devono essere contenuti. E qui ovviamente a Tirinto vediamo l'analogia con appunto le nostre, diciamo, i nostri toli. Soprattutto è interessante vedere che la volta non parte dal basso, ma la parte già da una certa altezza del muro, che è rettilineo, e questo implica e indica che è un momento tardo della costruzione della volta, che si trova anche in Sardegna, per esempio al Sumulino, nelle fasi più recenti, più tarde, e infatti questo appartiene alla fine del XIII secolo, quindi è una struttura più recente rispetto ad altre nuragiche, quelle nuragiche anche del Santo Antine e anche di altri corridoi di nuraghi, ed è da collegare con l'avvento dei popoli del mare e in particolare degli Sardana, che si insediarono nello stesso periodo a Cipro, si insediarono in Creta, si insediarono nel vicino Oriente e, a giudicare dai passi della letteratura antica, anche nel Peloponneso. E quindi anche a Tirinto, dove troviamo anche le nicchie sui muri, troviamo le nicchie, troviamo anche le feritoie come quelle sarde. C'è un'analogia tra le fortificazioni di Tirinto. Adesso non la sento. Mi sente? È andato via il segnale un attimo. Adesso la sento. Sentiva perché sì. Non stavo parlando. Aspettavo che lei facesse la traduzione. Non posso parlare sempre io, altrimenti il pubblico si annoia. Allora, con le immagini abbiamo finito, abbiamo fatto un lungo percorso. Adesso andiamo a vedere le domande. Allora, vediamo un po'. Queste l'abbiamo già dette prima. Allora, quantomeno singolare attribuire i nomi delle tribù in epoca romana alle varie genti delle tribù. Allora, dov'è? Eccola qua. Quantomeno singolare attribuire i nomi delle tribù in epoca romana alle varie genti che hanno costruito le torri antiche. Antonio. Poi, grazie professore per la spiegazione. Buonasera professore, conosce il nuraghe polilobato di Nanni Arru di Quartucciu? Lo conosco di nome, non l'ho visto di recente, no? C'ero stato molto tempo fa, quando ero giovane. Allora, poi vediamo un po'. Vediamo un po', le faccio qualche domanda io, voi nel frattempo scrivete se avete delle curiosità. Allora, la Sardegna è
molto interconnessa con il Mediterraneo, importava tantissimo rame da Cipro e lo stagno dalle isole britanniche. Siamo quindi il luogo con il maggior numero di lingotti oxide ritrovati. Professore, cosa ci dice questo dato? Questo dato ci dice una cosa importante, che è quello della capacità che avevano le comunità nuragiche di interagire con l'esterno e soprattutto di acquisire una materia importante come il rame per tutti i manufatti di rame, soprattutto le armi, soprattutto non solo strumenti di lavoro, ma soprattutto le armi, perché le spade, i pugnali, le lance, i giavellotti, erano tutti costruiti con una base 90% appunto di rame, e quelli in bronzo avevano una parte poi di stanio, il 10% circa. E quindi chi aveva la capacità, la possibilità di acquistare tanto rame, vuol dire che aveva capacità economiche formidabili. E la Sardegna evidentemente in quel periodo in cui arrivano appunto grandi quantità di rame da Cipro, aveva questa capacità, quindi era, tra virgolette, una potenza economica, se vogliamo. C'era la possibilità quindi di non solo commerciare, ma probabilmente aggiudicare da quelli che sono gli eventi che interessano il Mediterraneo alla fine del XIII secolo, a partire dalle guerre fatte dai popoli del mare contro Mertà e Ramesse III. I popoli del mare, tra cui gli Sardana, sconfiggono i grandi regni, sconfiggono il Regno d'Egitto, sconfiggono e distruggono l'impero Ittita, sconfiggono i regni micenei, si insediano nei loro territori. Significa anche il controllo, ovviamente, delle risorse economiche, comprese quelle di Cipro. Prima ho accennato al fatto che i sardi, a giudicare dai documenti dell'archeologia relativa ai Sardi, della letteratura nella penisola greca e nel Peloponneso e così via, emerge appunto che i Sardi occuparono certe terre in questo periodo, cioè nel XIII secolo. E a giudicare appunto dall'archeologia, dobbiamo in Creta, e questo significa che controllavano anche i mercati, per forza di cose. L'arrivo di grandi quantità da Cipro avviene proprio, soprattutto nel bronzo finale, quando i popoli del mare si insediano in tutte le regioni dell'est del Mediterraneo, e i sardi appunto si insediano anch'essi in varie terre dell'est del Mediterraneo. Quindi è una conquista quella del rame cipriota. Non è solo legata al commercio, ma è legato anche all'essere diventati padroni di certe terre. Può essere sconvolgente questo, ma per me non lo è. Non sento più, è andata via la voce. Qualcuno no, ci ecco. ha voi. No, ecco qua, perfetto. Allora, adesso le faccio adesso le faccio una domanda che secondo me qualcuno si chiede. Allora, perché ho visto alcune domande insomma, che facevano riferimento a questo. In una intervista io mi ricordo che lei ha detto una cosa che a me mi ha colpito. Lei ha detto che i nuraghi non sono edifici sacri. Per molte persone invece sono edifici sacri. Quindi io le chiedo, perché non sono, secondo lei, degli edifici sacri?
non sono per le ragioni che ho detto prima, perché sono degli edifici fortificati, sono le residenze dei capi delle comunità di allora. Perché non sono stati trovati altari relativi al bronzo medio, al bronzo recente? Nel nuraghe, nelle fasi di vita di queste costruzioni, non ci sono né statuine né elementi che richiamino le divinità all'interno di questi edifici, e non ci sono soprattutto le offerte. Io potrei pensare che ci potesse essere magari, non so, un bettilo o un menire in legno, no? Come oggetto sacro, però c'erano già i bettili nelle aree cimiteriali, quindi potevano esserci anche dentro il nuraghe. Non ci sono assolutamente questi elementi di sacralità. Ovviamente già il fatto che un nuraghe è un edificio che ha il compito della difesa è in qualche caso, in qualche modo legato alla sacralità. Però noi non possiamo definire edifici sacri. L'edificio sacro è un edificio dove c'è un'immagine di culto, che può essere anche iconica o non iconica, quello che vogliamo, e poi soprattutto le offerte. In tutti gli edifici sono le offerte, in tutti gli edifici sacri. Non ci sono offerte, cominciano solo ad esserci a partire dal IX secolo a.C., cioè quando i nuraghi sono stati già devastati, abbattuti intorno al 1000 a.C., e quindi non è più il nuraghe fortezza, non è più il nuraghe castello, ma è diventato qualcos'altro. Diversi nuraghe diventano appunto luoghi sacri. E questo è il caso di Sumulino, ci ho scavato, quindi so qual è. Diciamo la stratificazione, conosco i vari livelli d'uso del nuraghe, se c'è stato un qualche uso è normale. E così anche gli altri che hanno scavato negli altri nuraghe non hanno mai trovato negli strati del bronzo medio, del bronzo recente, degli elementi che facciano pensare ad un uso sacro dei nuraghi. Non lo sono chiaramente edifici sacri, perché non ci sono edifici templari con 2 o 3 piani, non esistono. Non è diciamo una cosa, sarebbe la prima eccezione questa. Ci sono i templi, sono a piano terra, non su 2 o 3 piani. E comunque in ogni caso, ripeto, su Mulino la fase sacra inizia a partire dal IX-X, se vogliamo, dal IX-VIII secolo, massimo X secolo a.C., cioè quando i nuraghi vengono abbattuti, sono oggetto ovviamente di azioni di devastazione sistematica, perché tutti i nuraghi vengono privati dei terrazzi, le torri, i torrioni vengono privati dell'ultimo piano e così via. Quindi è un'azione sistematica che interessa intorno al 1000 a.C., diciamo i nuraghi, e che ha portato quindi a un cambiamento politico fondamentale. Cambiamento politico che viene raccontato sempre da Diodoro Siculo, che io cito spesso, perché lui si dice che cacciati via i re Tespiadi, quindi i capi di queste comunità sarde, furono cacciati questi capi dagli aristoi locali. Non c'entrano niente, né terremoti, né tsunami, né altro. Furono cacciati via dalle comunità locali comandate dagli aristoi, cioè i migliori, che non sono altro che i capofamiglia delle comunità locali, che si riunivano nelle rotonde consiliari, che lui chiama dicasteria, cioè i luoghi dei dicastes, cioè dei giudici, e quindi fa presupporre la presenza dei giudici, cioè come nelle città fenicie c'erano i giudici, appunto c'erano 2 capi nelle città,
nelle comunità di allora, quindi sostituendo appunto capi tribali che erano capi assoluti sostanzialmente delle comunità. Adesso è il villaggio al centro, il cuore della società nuragica, che tende a diventare proprio un centro quasi cittadino, dotandosi di tante strutture, e sono veramente dei luoghi ricchi dove ci sono molti templi, e quindi emerge proprio il benessere di cui parla lo stesso Diodoro relativamente a queste comunità. Allora, lei adesso ci ha raccontato in breve il momento in cui dal 1000 a.C. avviene la distruzione dei nuraghi, la nascita delle aristocrazie, dei nuraghi tempi. Siamo intorno al 1000 fino al 700 a.C. circa, poi cambia di nuovo tutto, cioè dal 700 a.C. fino intorno al 500 c'è quel periodo di decadenza. Questo a cosa è dovuto? All'arrivo dall'esterno di nuovi genti? È una domanda difficile, difficile rispondere soprattutto, perché da un lato è certo che intorno al 730 vengono abbattute le sale del Consiglio, e siamo in quel periodo in cui vengono anche abbattute le statue di Monteprama, cioè vengono abbandonati molti villaggi nuragici. Il villaggio di Nuragico invece si riprende, quindi non viene abbandonata dopo la caduta della sala del Consiglio, della Capanna 80, però in molti villaggi, e questo si osserva appunto andando sul territorio, molti villaggi spariscono nell'VIII secolo, diciamo alla fine della seconda metà dell'VIII secolo. Chi sono gli agenti? Questo è un problema. Chi è che ha determinato la caduta di questi villaggi? È il sistema, la caduta del sistema consiliare, perché hanno colpito ovviamente le sale consiliari, che erano quindi l'elemento che consentiva alla gente di riunirsi, quindi di prendere delle decisioni collegiali. Quindi era un po' una sorta di democrazia iniziale, perlomeno una parvenza di democrazia, perché le decisioni si prendevano insieme, tutti insieme e collegialmente. E avviene, cioè la nascita dei re, dei regni. C'è la fondazione di Roma con Romolo, non è altro che la creazione del regno intorno al 754-753 a.C. Nell'Etruria lo stesso troviamo dei re che probabilmente sono cioè la trasformazione della lucumonia, poi si passa probabilmente anche lì a dei re, cioè dei capi che non sono più scelti, eletti dalla popolazione, ma sono loro che decidono. E questo può essere avvenuto in Sardegna, cioè un cambiamento che ha comportato delle lotte intestine molto forti, che ha provocato, che ha determinato proprio la fine di molte comunità. Che ci sia anche l'apporto esterno e l'influsso di alcune città, questo è possibile, ma non credo che intorno al 730 ancora fosse già meglio così forte Tarros o altri centri esterni da provocare un collasso della civiltà nuragica in questo periodo. Non credo. Credo che sia ancora una volta la popolazione interna che ha determinato questo crollo, quindi con lotte feroci interne, perché altrimenti bisognerebbe pensare ad un arrivo dall'esterno di una massa di un esercito esterno che ha provocato questa situazione. Questo non credo assolutamente ad una presenza esterna di città fenicie, per esempio, che abbiano determinato un fenomeno del genere, che
abbiano potuto influire dal punto di vista proprio del cambiamento politico, questo è possibile anche. Però non dimentichiamoci che tra i Fenici i giudici continuarono a governare anche dopo. Quindi non è l'elemento scatenante questo fenomeno. Teniamo presente che abbiamo rappresentazioni di capi con i bastoni del comando, che ha riconosciuto Liliu, per esempio nella statuina del cosiddetto capo tribù di Uta, che fa pensare proprio a figure regali, a presenze di re nelle comunità. Quindi è possibile che sia stato proprio questo movimento che ha portato alla creazione di comunità governate da re che ha determinato poi questo crollo interno. Però non c'è stato un crollo sistematico come talvolta sento, assolutamente no. Molti centri anche dell'interno del VII-VI secolo non solo sopravvissero, ma divennero delle comunità quasi cittadine. Vedo a Sant'Ubraio di Fortei, Bangio di Fortei, oppure Tuppedili di Mandas, o San Sperate, appunto il centro di San Sperate, dove ci sono ormai delle strutture di tipo urbano, con strade, canali, canalette, eccetera. Cioè una situazione veramente formidabile, che fa pensare proprio che continuasse ancora la vita fino almeno al VI secolo. Tant'è vero che Cartagine si scontra con i Sardi, perché noi lo vediamo in questo passo di Giustino, in cui si dice che Forco, re de Forcus, re dei Sardi e dei Corsi, fu combattuto da Atlante, cioè la Sardegna, che ancora nel VI secolo ha una flotta militare capace di opporsi a Cartagine. Quindi non era una situazione così disastrosa, e probabilmente Cartagine è stata certamente l'elemento che ha determinato poi il tramonto della civiltà nuragica, o perlomeno delle comunità sarde di quel tempo. Però ancora avevano la forza i sardi di combattere ancora contro i romani. Questo significa che c'era ancora una che c'erano popolazione ancora. no? Sì, sì, sono d'accordo. Allora, adesso c'è un'ultima domanda, però prima si beva un bicchiere d'acqua, così dico due cose. Allora, poi le faccio l'ultima domanda. Vi annuncio che a luglio, quindi dal 1° luglio, inizia Archeo Caccia di Sardegna, quindi la caccia al tesoro nei siti gestiti ai musei. Hanno aderito in tantissimi, quindi da luglio fino alla fine di settembre, insieme, insomma, tutta la famiglia, tutti insieme, potete andare a raccogliere gli indizi e poi completare l'archeocaccia. I primi 3 riceveranno un premio. Adesso in questi giorni pubblicheremo tutto il programma, le regole del gioco, che sono come quelle dell'anno scorso. Quindi stesse regole, però quest'anno abbiamo molti più siti e molti più musei da visitare. Quindi preparatevi quindi nell'estate a visitare siti e musei che magari non avete mai visto. Quindi questa è una bella occasione per andare tutti insieme con la famiglia. Allora, adesso questo lo tolgo. Bellissima l'ultima risposta che mi ha dato, bellissima. Le faccio un'ultima domanda, perché credo che questa sia una domanda che tutti si chiedono. Non l'ho fatta prima, adesso me la sono ricordata. Come si sceglieva il luogo del sito, cioè la posizione? Non credo che sia casuale. Secondo lei, in base a cosa veniva scelta la posizione? La posizione viene scelta sulla base di una
in parte preesistente, vale a dire potevano esserci dei che hanno continuato questa scelta appunto della posizione dei villaggi. E poi però c'è il problema appunto delle torri e dei castelli. La scelta è legata ovviamente a quelle che sono le risorse locali che devono essere occupate e difese, soprattutto chiaramente dove c'erano delle potenzialità dal punto di vista economico, sia per l'agricoltura, sia per la pastorizia e così via. Ovviamente, essendo anche edifici fortificati, prediligevano soprattutto per quanto riguarda le torri, certamente i luoghi che avevano un'altissima valenza strategica su territori dominanti, oppure posizioni intermedie di collegamento tra varie zone. Quindi, oppure ancora su vie di comunicazione, perché sono state trovate anche delle strade di età nuragica del XIII secolo, per esempio nel sito di Selargius, di Via Palma, è stata trovata una carraia che risale al XIII secolo a.C. Quindi significa che c'erano dei carri, e allora anche la posizione lungo certi percorsi viari era importante, e poi ovviamente il legame con le risorse economiche, con i fiumi, con i laghi, col mare, eccetera. Insomma, tutto quello che riguarda ovviamente la valenza strategica di un territorio dal punto di vista sia difensivo che economico. Ovviamente questo è normale nell'ordine delle cose, direi quasi ovvia, la palissiana. Sì. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Guardi, professore, che sono in tantissimi, sono le 22:50, ma c'è tantissima gente collegata. Io ringrazio davvero tutti. Non hanno fame. Io ringrazio davvero tutti quanti. Questa era l'ultimo appuntamento di questa stagione, non so se l'avevo detto, quindi ci rivedremo più avanti. Vi auguro una buona estate a tutti quanti. Lasciatemi ringraziare anche Marco Secchi per alcune fotografie che abbiamo usato prima, le altre erano le mie del professore. Preparatevi per Archeocaccia, quindi visitate i siti e musei durante l'estate partecipando al gioco, e poi ringrazio lei, professore, per questa magnifica chiacchierata. Ringrazio anche tutte le persone che sono state ospite nelle precedenti appuntamenti, quindi ringrazio tutti. Vi auguro buona estate a tutti. Professore, grazie, perché è stata una serata magnifica. Io vi saluto, ovviamente anch'io ringrazio voi per la pazienza, in particolare gli ascoltatori. Lei no, perché ormai è abituato quindi a sentirne di tutti i colori, ma la gente che si ascoltava quindi avrà avuto magari qualche pensiero di dissenso, ma è normale nella vita, è bene che ci sia qualche differenza, altrimenti ci si annoia troppo, insomma. Bravissimo, anch'io la penso uguale. Se no è troppo facile. Sì, se no è troppo facile. Allora, guardi, adesso li vede i commenti, adesso qualcuno lo metto qua, guardi. Sara, grazie a voi per l'interessante serata. Poi Lady, grazie mille. Poi ce ne sono tanti altri, sono davvero in tantissimi ancora collegati a quest'ora. Quindi grazie a tutti, professore, grazie, buona estate a tutti quanti. Io logicamente non mi fermerò qui, io adesso mi troverete in giro nei siti, nei musei a registrare delle cose interessanti, però le dirette, gli appuntamenti serali terminano qui per adesso. Ok, grazie a tutti, grazie professore, un saluto a tutti quanti, un abbraccio, ciao. Arrivederci a tutti.